La salma verrà viceversa sottoposta ad autopsia, perché abbiamo fatto istanza al pubblico ministero. Ringraziamo molto il pubblico ministero, è stato molto sensibile e disponibile. A parlare è Ennio Carta, fratello di Stefano, trovato senza vita la mattina dell'11 aprile nelle acque del Rio San Girolamo a Venezia. L'uomo, 37 anni, che lavorava in un hotel del centro storico veneziano, la sera prima della tragedia aveva cenato con degli amici, poi si erano salutati. Da quel momento rimane avvolto nel mistero quanto accaduto e da quella notte il fratello Ennio, insieme alla famiglia, sta lottando per scoprire la verità. Ha creato una pagina Facebook dedicata a Stefano per mantenere sempre viva l'attenzione. Al momento sul corpo della vittima era stata eseguita solo un'ispezione cadaverica. La famiglia, che ha nominato un proprio perito, è convinta che l'autopsia possa fornire elementi importanti per le indagini, nonostante il dolore si aggiunga ad altro dolore. È veramente una cosa dolorosa anche quella dell'autopsia. Per me, nella mia famiglia, noi siamo carne e sangue di Stefano. Vederlo, immaginarlo insomma su un tavolo da obitorio con i chirurghi che armeggiano, è come se lo sentissimo noi. La famiglia non ha mai creduto fino in fondo all'ipotesi iniziale del malore. Il malore francamente mi sembra ci sembra a tutti noi poco credibile. Mio padre, il padre mio di Stefano, è stato per tanti anni medico all'Umberto I di Mestre, per cui siamo sempre stati controllati da quando eravamo bambini. Stefano, invece, potrebbe essere stato vittima di qualche malintenzionato. Stefano sapeva nuotare molto bene, ha fatto tanti anni in piscina, abbiamo una piccola casa al mare, però aveva un problema al piede. Se qualcuno ipoteticamente fosse accaduto qualcosa, questo non lo so, sono indagini di polizia, però se gli fosse accaduto qualcosa non sarebbe potuto scappare. Ennio Carta fa sua una frase pronunciata da Otello Montanari a proposito della morte di Pierpaolo Pasolini. Chissà, parli. Può aver visto o sentito qualcosa, lo preghiamo con tutto il cuore, di una famiglia distrutta, contatti la polizia.